Eder. Mac Pallister. C'era una volta, in una città sospesa tra la bora e l'apatia, un uomo che non credeva più a niente. Non al governo, non ai vaccini, non ai medici, non ai termometri digitali. L'unica cosa a cui credeva era il caffè a 1,10 euro. Anzi, 1,10 euro massimo. Se costava un centesimo in più, per lui era come un tentato furto aggravato, un attacco personale, una congiura del sistema. Ogni mattina si svegliava, si vestiva con la stessa tuta blu scolorita, che un tempo forse era stata un jeans, e partiva per la grande ricognizione baristica, un viaggio epico attraverso i confini urbani alla ricerca del bar perfetto, tazzina calda, crema giusta, prezzo invariabile. Era una specie di Indiana Jones del macchiato, ma al posto del cappello aveva un berretto della Sampdoria del 94 e al posto della frusta un portamonete gonfio di centesimi. Durante il Covid, mentre il mondo si interrogava su vaccini, complotti e tamponi, lui si limitava a fissare i decreti con sguardo bovino, dicendo solo una cosa: ma i bar li chiudono o no? Quando le mascherine diventavano obbligatorie, lui si presentava con una retina per i mandarini legata dietro le orecchie. Diceva che era più traspirante e meno oppressiva. Una volta lo fermarono i carabinieri e lui si difese citando l'articolo 1127 della Costituzione del popolo galattico, che ovviamente non esisteva, ma lui lo recitava con un tale pathos che il maresciallo gli diede un caffè e lo lasciò andare. Nel bar era un'istituzione, un oracolo. Gli altri clienti si sedevano a debita distanza e lo osservavano. Stava ora immobile, lo sguardo nel vuoto, come un monaco zen in fase REM, ma poi all'improvviso si animava per qualcosa tipo open quote. Hanno aumentato il cornetto di 2 centesimi. Questo è l'inizio della dittatura. Close quote. E partiva. Cambiava bar come altri cambiano vita. Ne aveva contati 27 nel raggio di 4 isolati. Li aveva tutti segnati su un taccuino, con prezzi, commenti, buona schiuma, brioche moscia, proprietario sospetto di avere Sky attivo. Una volta si rifugiò in un bar che aveva appena aperto, sedette e ordinò il solito. Il barista glielo portò e disse 1,12 euro. Lui si irrigidì, tremò. Poi si alzò in piedi e disse con voce ferma: l'Europa sta crollando, e uscì. Ogni giorno, verso le 4, filosofeggiava con altri personaggi del sottobosco caffettaro, tra cui il pensionato muto che comunicava solo a gesti, anche per scrivere, la signora col cane senza denti, un tipo che parlava solo di calzature, ma sempre al futuro. Le scarpe di domani saranno rivoluzionarie. Una volta dichiarò che avrebbe scritto un libro intitolato Il bar non mente mai, in cui avrebbe svelato i segreti dell'universo in base al prezzo del caffè. Ma poi smise, perché l'editore gli aveva chiesto di firmare con la penna igienizzata. La sera tornava a casa senza aver fatto nulla, ma con la sensazione di aver resistito al sistema, anche se il sistema non se n'era accorto. E prima di addormentarsi dicevo gatto immaginario: oggi non mi hanno fregato nemmeno un centesimo, anche domani combatterò. E così fu. Ogni singolo giorno. Fine. O forse solo inizio. Sebastiano, ti sei opposto all'archiviazione dicendo che non era un suicidio, ma poi hai sempre fatto pensare che fosse un suicidio. Oggi pensi che si è suicidata? Ma non lo so, questo bisogna chiedere loro. Io ormai non lo so, non lo sa nessuno se è un suicidio o se è un omicidio. E queste sono ipotesi, pensieri che penso avranno un po' tutti. Se si sapesse il motivo ci sarebbero anche le risposte. Tutte quelle cose lasciate a casa forse servivano proprio a far credere a un suicidio. Ma diciamo, questi sono elementi in cui c'è questo pensiero che Liliana sia uscita proprio per suicidarsi. Adesso che l'abbia fatto o che non l'abbia fatto, aver lasciato a casa tutte queste cose qua è un sintomo chiaro che è uscita per suicidarsi. È un sintomo chiaro che è uscita per suicidarsi, oppure un sintomo chiaro che qualcuno vuole farci credere questo? Di sicuro poi non puoi dire che l'abbia fatto meno, perché se è uscita per suicidarsi e poi è stata trovata morta, a quel punto l'avrebbe fatto. Dal dicembre 21, non da gennaio, non da dopo ritrovata,
c'erano diverse, già da subito giravano diverse ipotesi. Lei non poteva suicidarsi, Sebastiano lo sa benissimo, lui sta recitando una parte, racconta ogni volta un'altra storia, io non voglio, è sbagliato dire che io ce l'ho con lui, io ce l'ho con quello che lui dice, perché sono tutte frottole, lui sapeva benissimo della nostra relazione, io mi considero più amante che amico speciale, per capirci, non è una parolaccia, ormai amante sulla bocca di tutti, soprattutto nell'ultimo anno, perché lui ha conosciuto Liliana, come dice lui, giustamente 30 e rotti anni prima, e io 42 anni prima, perché e il tutto è stato deciso proprio perché lei mi ha ricordato con un messaggio che avevamo fatto la maratona 25 ottobre. E a lui conviene senz'altro poter riuscire a dimostrare che Liliana si è suicidata, perché tutto finisce là. Liliana, purtroppo per lei e per tutti, è stata vittima di una messa in scena studiata da tempo. Io l'ho detto, lo ridico e lo dirò fino alla morte, da più persone, e questo è una cosa premeditata. Doveva succedere quel giorno perché era l'ultimo che Liliana passava in casa, più o meno. Ecco, era l'ultimo ed è stato studiato per questo, secondo me. Ecco, lei doveva scomparire, e in quella maniera, in maniera che io potessi essere anche implicato nel averle fatto cambiare la testa, se vogliamo, tanto da si è trovata fra due fuochi, un piffero. Invece noi parlavamo da almeno un paio di mesi del nostro futuro, lei non vedeva l'ora di poter venire via da casa, che poteva succedere o il 18 o il 19 di dicembre, ritornare dopo il 20 e raccontare a tutti, ma io l'ho detto da subito, non lo dico mica oggi, io l'ho detto 3 anni fa, da subito io ho detto, ho messo fuori questa tesi che è la vera e unica. Lei non poteva suicidarsi con i progetti che noi avevamo sul nostro futuro, anche se a me mi restava poco. Io le avevo anche detto, guarda che io i miei anni ti potrei durare un paio d'anni. Perché tu rispetto a Liliana avevi alcune decine di anni in più. E no, io avevo, hai sempre 20 anni o più. Se 20, no 19, ben quello che è. Comunque io mi rendevo conto dell'età che avevo e che aveva lei, perché non sono un ragazzino, non lo ero e non lo sono, per capirci, per cui realisticamente le avevo detto, guarda che io ti duro poco, cioè potrei durarti qualche anno, e lei mi ha detto testuali parole, io le ho già dette, le ripeto con assoluta tranquillità: se io riesco a passare con te 6 mesi della mia vita futura, ho realizzato il sogno della mia vita. Una donna ti parla così e va a suicidarsi, ma a chi la raccontiamo? Per capirci. E poi i 6 mesi o 3 mesi, quello che diceva lei, cioè il tempo limitatissimo, è passato da 10 volte, perché siamo a 3 anni e rotti ormai e mezzo. Un grande amore. La procura mi ha indagato per l'omicidio di Liliana, che è una cosa veramente tremenda. Comunque io chiedo che comunque vengano fatte le indagini a 360 gradi, non solo su di me, su tutti quelli che hanno ruotato attorno alla vita di Liliana. Eppure bisognerebbe trovare la verità. Come mai non cerchi qualcuno che ti aiuti a scoprirla? Non spetta a me né ai miei legali
Cioè, io ti dico, bisogna esaminare un po' tutto quello che è stato fatto fino adesso e mettere insieme le cose. Io mi auguro, sono contento anche che sono venuti a casa mia, così almeno abbiamo più chiarezza, sappiamo cosa è successo e se ci sono elementi o altre cose che ci sono responsabilità di qualcuno. Chi può avergli dato una mano? Perché Liliana non può essere stata messa lì, cioè parliamo di logica, è stata ritrovata in quel posto, conciata com'era, preparata com'era, con sacchi neri, bianchi, eccetera, un pezzo di cordino che arrivava da casa sua e la procura di allora non ha mai fatto ricerche serie già su questo fatto, cioè da come lei era bardata, io dico bardata perché l'hanno conciata così per portarla là, è una enorme messa in scena, una persona sola non può farcela, erano più di uno, ma quello che deve essere ancora svolto come indagini è il trascorso non di solo Sebastiano e mio, io mi metto dentro, non ho nessunissimo problema, anzi lui deve spiegare un sacco di cose che sono successe in quel periodo e che alle quali cose nessuno ha dato importanza. Primo, al fatto che lui ha chiesto corde a vicini di casa da Iammiano, che è una località a 50 km via da Trieste, dove per esempio il 30 di dicembre suo figlio era finito fuori strada. Come mai lui e il figlio erano lì in quel posto il 30 dicembre? Dirò di più, io considero esclusivamente il motivo per il quale Sebastiano e il figlio erano in quel posto quel giorno a quell'ora e perché Sebastiano ha fatto una richiesta di una corda per tentare di tirarlo fuori da un buco e da vedere com'era a Trieste e a Comeglians, distanti da là 100 km o più di 50, quando solo un'ora prima conversava con un omonimo Visentin che abita a 4-6 km via da là, in località, è un apicoltore che non sono parenti, però con lui conversava un'ora prima. Allora tu hai lasciato se non è parente, comunque omonimo, non è stato fatto nessuna ricerca seria su cosa è successo quella sera. Cioè, bisogna appurare come e perché Sebastiano e suo figlio erano là il 30 dicembre a quell'ora e perché Sebastiano, anziché andare dall'amico distante 8 km per chiedere una corda per tirare il figlio fuori dal buco, l'ha cercata a Trieste a Comegliano. Nel noto incontro di superperizia l'andata ha vinto Costantinides e al ritorno alla Cattaneo. Voi chiedete di giocare la bella. È fondamentale perché può dare tantissime risposte e quello che il GIP non abbia accettato questa richiesta dei miei legali veramente mi amareggia, mi fa veramente male. Già anche su questa superperizia e che venga affrontato nuovamente il tema della data del luogo del decesso, uno dei punti fondamentali di importanza. E poi c'è la T2 che non è una linea del tram. Questo è un punto che bisognerà chiarire, anche perché
vedremo. Per il 14 è un alibi scadente, un alibi credibile, un alibi discreto, un alibi sufficiente o un alibi perfetto? Ma io non devo rispondere a te dei miei alibi. I miei alibi, se gli inquirenti hanno qualcosa da dire, io sono qua a disposizione, mi ha sentito tante volte. Io ho detto tutto quello che dovevo dire, non ho altro da dire. Se uno non vuole esporre un alibi per quel giorno, per quelle ore, io chiederò a lui come, perché, come mai. E qui non si è mai contenti, perché Sebastiano è sempre stato accusato di aver tirato fuori un alibi senza che nessuno lo chiedesse, senza che fosse necessario, e adesso che non ne vuole parlare viene accusato di non voler parlare del suo alibi, o l'una o l'altra. Cioè, io il mio alibi, io non ho bisogno di alibi perché ero a casa, l'aspettavo, avrò fatto 40 telefonate a cercarla per capirci e sono tutte segnate là. Quando mi sono mosso con la macchina mia che ha siccome l'assicurazione era legata ai chilometri che si faceva tramite banca, avevo come si chiama, GPS. e per cui si vede non solo con annesso computer, si vede l'ora che io mi sono mosso da casa con la mia macchina, non ne avevo altre allora, per andare alla Wind a chiedere di lei. In un primo tempo la proprietaria della Wind ha detto che io sono andato da lei a chiederlo, invece una balla mastodontica, perché mi è venuta incontro una ragazza che probabilmente era dipendente in nero. Lui ha un sacco di storie da raccontare. Sebastiano sa tutto quello che è successo. La giustizia è una cosa secondaria, come ho detto, perché la giustizia italiana mi condanna perché quando entro in casa, trovo un ladro, lo chiudo dentro, chiamo la polizia per venire ad arrestarlo, lui mi fa denuncia per sequestro di persona e io vado di mezzo. Questa giustizia? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.